Mamma mia. Ma come cacchio fa Lazio? Si vincendo 2-0, ti fatto rimontare 2-2, ti fatto rimontare. Vai giù, faccio pure una bagna capire. Cioè, sto sclerando, vai giù. Come faccio pure? Ma giù, tutto a posto. Vedi, sto ancora gocciolando. Sta ancora a buone dopo finisce le fa doccia. Cioè, ma giù, tutto a posto. Oh. Lazio, tu stiamo vincendo. Ma come si fa? Giù, vai, c'è questi capelli bagnati. Vabbè, vai giù, io vi saluto. Bello a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettateci mercato, batta, napoletano. Come è stato? Vai giù, spero tutto bene. Un attimo, set, cassa registrare, un attimo, cazzo, non fa bagnare, registrare, sì, ok. Cioè, io ma tutto a posto, cioè partita che la Lazio poteva semplicemente vincere, poi volevo parlare di Bologna-Parma, va a fa schifo, va a fa schifo, dico solo questo. Ma vabbè, si è giocata anche cosa, come si chiama? Sassuolo Inter, non veniva, no. 0-5 per l'Inter, vai giù. Mamma mia. Alcune persone, no? Sui social diranno ehm, Sassuolo, Sassuolo fa schifo, è normale che pigliano 5 gol, è normale, cosa. Ah, giù, quest'anno sono fortissimi, giù, questo sono un mostro, chissà. Però il sta da avere con le squadre, non solo le squadre piccole, anche se come dice Neapolis 1926, saluta Neapolis, gli scudetti si vincono con le squadre piccole, però se tu vinci solo con le squadre piccole e fai schifo con i big match, che senso? Te vedete il telecomando qua perché oggi spende la televisione, si vedranno la partita, però c'è oggi ma tutto a posto. Cioè, però veramente l'Inter devo dire, no, da tifoso napoletano, sapete, sono da tifoso, cioè sclero quando Napoli perde, lo sapete. Cioè, si capì, anche fatto bene. Cioè, oggi vabbè, l'Inter veramente sta facendo delle certe partite con Lautaro Martinez. Però, meno male che ha fatto quello che tenevo fantacalcio, meno male. Ma meno male che ha fatto gol Lautaro Martinez, ma meno male veramente. Cioè, veramente. Meno male che ha fatto gol perché sennò fantacalcio mi andava in fumo questa giornata. Poi il Sassuolo nel primo tempo è andato pure vicino cioè vicino alla vittoria, tra virgolette, perché stava per andare in vantaggio con un gol mangiato, un gol annullato, se non mi sbaglio, se non mi sbaglio. Poi correggetemi qui sotto nei commenti se sto dicendo una bugia. Cioè, però, questi sono veramente troppo forti. Sono troppo forti. Inter veramente ingiocabile. Quest'anno ingiocabile. Secondo me in Italia, campionato italiano è da primo posto, non scherziamo. Poi se il Napoli gioca come deve giocare, pure il Napoli è da primo posto, Se gioca come la passata stagione, è da primo posto. Però, vabbè, io vi saluto, vai giù.
Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. E ragazzi, ho rivisitato il link del gruppo WhatsApp e il gruppo Telegram, quindi andate sul gruppo WhatsApp e sul gruppo Telegram, link in descrizione. Ciao, aggiù.